Ciao, bentrovati! Oggi preparo i spiliquitos del Gaddara. Sono dei dolcetti carnevaleschi che si preparano a gavoi e oggi voglio provare a realizzarli. Gli ingredienti che mi occorrono sono semplicemente farina 00 e uova. Io qua ho mezzo chilo di farina e uova, andrò a metterne quante riuscirò a incorporarne per realizzare una pasta che riesca poi a lavorarla con le mani. Io di mia iniziativa aggiungerò scorza d'arancia secca e vado ad aggiungerla subito all'impasto alla farina, in modo che così poi aggiungendo le uova riesco a impastare bene. Io aggiungo la scorza d'arancia semplicemente perché voglio che confonda un po' il sapore delle uova, perché ne andranno tante, non va aggiunta assolutamente acqua. L'impasto viene realizzato solo ed esclusivamente con farina e uova. Quindi do intanto una mescolata alla scorza d'arancia con la farina e poi inizio subito a rompere le uova. Verso la farina sul tavolo da lavoro. Preparo la classica fontanella e inizio a rompere le uova. Prima una e la verso nell'impasto, almeno 2 o 3 credo che ci vadano tutte per iniziare, poi dopo man mano aggiungerò il resto se serve. Quindi comincio a impastare e vediamo quante uova andranno in questa farina finché si crei un impasto bello liscio, omogeneo, che poi andrà tagliato, preparato a cordoncini e tagliato un po' come si fa con gli struffoli, quelli che fanno a Natale in varie parti d'Italia. Intanto 4 uova sono state incorporate nella farina e mi sa che serve ancora 1 o 2. Intanto ne aggiungiamo ancora 1 e siamo a 5. E continuo a incorporare e a lavorare. In pratica con questo impasto qua è come quando si prepara la pasta all'uovo fatta in casa. Per ogni 100 grammi di farina ci va un uovo, e qui è la stessa cosa, solo che io per aromatizzare un po' ho aggiunto la scorza d'arancia, cosa che nella ricetta originale, ripeto, non c'è. Io di mia iniziativa ho voluto aggiungerla. Lavoro bene questo impasto per una decina di minuti prima di andare a creare i spiliquitos del Gaddara. Ho lavorato bene l'impasto, a questo punto inizio a preparare i spiliquitos del Gaddara. Taglio un pezzetto di impasto e tiro un cordoncino.
ho tirato il cordoncino. Se vi dovesse sembrare un po' troppo asciutta e secca e non riuscite a creare il cordoncino, usate un pochino d'acqua, inumidite le mani e tirate, viene molto più facile e più veloce. Quindi inizio a tagliare i dolcetti, faccio dei pezzetti di circa 1 centimetro che poi andremo a staccare bene. Eccoli qua. Eccoli qua, ho tagliato tutti i spiliquitos de Gaddara. Ora preparo una pentola con dell'olio di semi di arachidi per andare a friggerli. Ho appena messo su una pentola con l'olio di semi di arachidi dove andrò a cuocere, a friggere, a far diventare belli dorati i spiliquitos de Gaddara. Prima si utilizzava, chi aveva l'olio di oliva utilizzava l'olio di oliva, chi aveva lo strutto utilizzava lo strutto, oppure mescolati insieme. Oggigiorno si usa molto più facilmente l'olio di semi, quello di arachidi o quello di girasole. L'olio dovrebbe essere pronto, inizio a versare i spiliquitos e li facciamo cuocere, devono diventare belli dorati. Ed eccoci, i spiliquitos de Gaddara sono pronti, li coliamo per bene, li porto su una teglia con carta da cucina per asciugarsi ancora di più. Ho già messo una seconda cottura e iniziano già a prendere colore. Dopo aver cotto tutti gli spiliquitos, eccoli qua, belli dorati e belli asciutti anche. Qua ho messo una pentola con 5 cucchiai di zucchero e 6 cucchiai di miele, porto sul fornello e faccio sciogliere completamente lo zucchero mescolato al miele. Ho acceso il fornello e inizio a mescolare insieme sia lo zucchero che il miele. Si deve sciogliere, non deve assolutamente bruciare, quindi teniamo la fiamma bassa. Dopodiché questo composto mi servirà perché andrò a immergervi i spiliquitos. Il composto di zucchero e miele ha cominciato a schiumare. Noi dobbiamo sentire proprio che i granelli di zucchero sono scomparsi, lo zucchero si deve essere completamente sciolto. Intanto continuo a mescolare il composto di miele e zucchero. Una prova che ci dice se questo composto è pronto è nella immergere un cucchiaio, andare ad appoggiarlo su un piatto e lasciarlo qualche istante così. Se il cucchiaio rimane attaccato vuol dire che il composto è pronto. Io direi che è pronto perché tende a rimanere piuttosto colloso. Quindi a questo punto prendo i spiliquitos e li vado a versare dentro la pentola, tutti quanti, e inizio a girare, a mescolare affinché si impregnino tutti di questa sorta di caramello, di sciroppo.
Questo lavoro va fatto sul fuoco e sul fornello, perché altrimenti il caramello, lo sciroppo si solidificherebbe troppo velocemente e non si riuscirebbe più a bagnarli tutti, insomma. Con dell'acqua ho bagnato sul tavolo da lavoro, magari mettiamone ancora un pochino. Questa servirà affinché il dolce non si attacchi sul tavolo. Vado a prendere il dolce e lo verso sul tavolo da lavoro con quel pochino di caramello e sciroppo che è rimasto. Ora con le mani, facendo attenzione a non scottarci, andiamo a livellare il dolce. Bagniamole sempre con un pochino d'acqua anche le mani. Livelliamo il dolce il più possibile. Adesso che è ancora caldo, Bagniamo sempre le mani per evitare di ustionarci e per evitare che ci rimanga il caramello attaccato sulle mani. Schiacciamo il più possibile e livelliamo. Non appena si è livellato il dolce il più possibile, va lasciato raffreddare prima di essere tagliato a rombi. Chi vuole facoltativamente può aggiungere qualche perlina colorata. Prima che si asciughi completamente, anche perché questo è una sorta di caramello che però asciugandosi poi non attacca più. Chi vuole può aggiungere un pochino di perline o diavoletti, insomma quello che vi piace di più. Quando il tutto si è solidificato per bene ed è freddo, si può tagliare a rombi. Ed eccoli, i spiliquitos de Gaddara sono pronti. Ed eccoli, spiliquitos de Gaddara sono pronti. Questi dolcetti carnevaleschi di Gavoi che non avevo mai provato, ma sono veramente deliziosi. Facilissimi da realizzare, con pochissimi ingredienti. Uova e farina li abbiamo sempre in casa. In un attimo si preparano e sono buonissimi. Ne assaggiamo un pezzetto. Deliziosi, provateli perché sono buonissimi. Consiglio per la conservazione, se avete intenzione di conservarli, è quelli di metterli dentro una scatola di latta a strati con un foglio di carta forno tra uno strato e l'altro, altrimenti va bene anche una pentola che abbia il coperchio sempre a strati con la carta forno. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su, mi raccomando, iscrivetevi e condividete il più possibile con i vostri amici, così mi aiuterete a far crescere questo canale. E se volete inviarmi qualche ricettina vostra che io posso provare a realizzarla, a me farebbe molto piacere.